Ultima sfida a colpi di comizi in piazza, questa sera per i 3 candidati a sindaco di Cattolica Reclea, domani giorno di silenzio elettorale, poi domenica e lunedì tutti al voto. 37 gli aspiranti consiglieri comunali in questa tornata elettorale che per la prima volta vede in competizione 3 liste e 3 candidati a sindaco. Il ginecologo Nicolò Termine della lista Ricostruiamo il Paese, composta da PD, Grande Sud, UDC, IDV e Società Civile, l'esperto di comunicazione Giuseppe Di Benedetto della lista Primavera, sostenuta da FRI, MPA, PDL e Società Civile, e infine il commercialista Giovanni Gentile della lista Cattolica Reclea Libera, nata in alternativa al sistema dei partiti. Ecco perché sono scesi in campo e cosa vogliono fare per il Paese i 3 candidati a sindaco. Il nostro paese ormai è su un binario morto, non c'è futuro, i giovani emigrano, non c'è più lavoro. Con tristezza ho assistito col passare degli anni alla migrazione di massa, alla degenerazione del tessuto politico e sociale, a prevalere dell'interesse privato rispetto all'interesse pubblico. Per questo motivo ho deciso di scendere a candidarmi sindaco nella lista Ricostruiamo Cattolica, ma anche perché sono convinto che attraverso la nostra lista si può rinnovare e rilanciare il nostro paese. Il motto principale, il punto principale del nostro programma sarà: basta alla contrapposizione distruttiva, basta agli interessi privati, sì all'unità delle forze politiche nell'interesse del Paese, sì largo ai giovani e alle donne. Per questo motivo mi sono presentato come candidato nella lista di Ricostruiamo Cattolica. Io sono sceso in campo perché sono convinto che i giovani hanno molto da dare alla politica e la politica ha bisogno di un contributo attivo di cittadini che come me vengono dalla società civile e che vogliono potersi spendere attivamente per migliorare le condizioni di questo nostro Paese. Il nostro programma elettorale della lista Primavera vuole sostanzialmente attuare delle politiche di rigore in un periodo storico che non coinvolge soltanto la Sicilia o la provincia, ma tutto il territorio continentale, e che ci impone di tagliare gli sprechi, di risparmiare sulle spese inutili e soprattutto di utilizzare le risorse liberate con il risparmio a fini di promozione del tessuto sociale. Io amo il mio paesino ed era corretto, era giusto mettermi a disposizione per la mia gente. Infatti noi siamo nati senza nessun partito che ci appoggia, senza nessun partito che ci dà diciamo, l'appoggio politico. Noi siamo nati solo e semplicemente la voglia di rompere completamente col passato, rompere con il binomio che si era creato 5 anni centro-sinistra e 5 anni centro-destra, e noi giustamente restavamo a guardare offendendoci l'intelligenza e offendendo la nostra voglia di fare qualcosa. Finalmente noi abbiamo portato un'altra novità, la novità dei programmi. Il nostro primo punto è quello della politica come volontariato. Noi metteremo a disposizione tutti i nostri compensi, sia del sindaco, vice sindaco, assessore e quant'altro, lo metteremo a disposizione in un fondo solo e semplicemente per fare del bene al Paese.